Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi parlerò di un piccolo metodo semplicissimo ma molto efficace. Questo metodo è un metodo, diciamo, magico, serve per la creazione di un talismano propiziatorio, chiaramente come sono i talismani. Come si procede? Dovrete scegliere un sasso. Sicuramente avrete già sentito parlare dei sassi collegati alla magia. Adesso infatti vi spiego perché possono essere considerati un supporto importante oltre che efficaci e perché, insomma, quali sono le motivazioni occulte. Il sasso, un sasso ovviamente, opera di un grandissimo lavoro del tempo e possibilmente il fatto che sia levigato e raccolto, ancora meglio se raccolto in prossimità di mari, fiumi, laghi, dove c'è impresso anche il lavoro dell'acqua, porta con sé tutti i segni e le valenze dell'elemento terra. E ovviamente se è stato a contatto a lungo con l'acqua e che il lavoro dell'acqua lo ha appunto arrotondato, levigato, lisciato, abbiamo anche le influenze dell'elemento acqua. Quanto può incidere dunque un sasso? In che modalità può essere usato? Beh, anticamente e ancora in alcuni popoli dell'Europa dell'Est viene utilizzato il sasso nella cura di dolori o reumatismi o altri stati infiammatori. Ne sceglievano uno bello grosso e che doveva essere comunque in proporzione al disagio, al dolore, al disturbo e con un atto di volontà concentravano il dolore immaginando che scivolasse via dal loro corpo, che attraverso le braccia raggiungesse e poi le mani raggiungesse il sasso e che il sasso appunto raccogliesse tutto questo dolore e lo conservasse dentro di sé. A questo punto era opportuno e necessario disfarsi del sasso, ovviamente mettendolo in un luogo lontano dalla possibilità che qualcuno potesse toccarlo, pena altrimenti il passaggio del dolore nel corpo di questa persona. Questo spiega perché è meglio a volte non toccare sassi che chissà perché sono stati messi in certi posti, modi, bene non muovere mai nulla. Questa cosa mi ricorda, non so se l'avete mai visto, il film I Goonies, quando a un certo punto rimuovono dei sassi di fronte a un'apertura, percepiscono dell'aria che passa da dietro come degli spifferi, no? Da dietro dei sassi, spostano i sassi e uno dei protagonisti dice: se Dio ha messo quella pietra, io non la toccherei. Vabbè, piccola digressione, ma torniamo al perché è tanto importante il sasso. Beh, intanto abbiamo già capito un primo uso. Possiamo in effetti, nel caso in cui abbiamo dei dolori grandi e che di cui vogliamo disfarci, possiamo provare con questa tecnica. Mi raccomando, ricordiamoci di togliere poi il sasso dalla circolazione e metterlo in un posto dove c'è poco passaggio oppure lontano da altre mani, ecco, per non dare niente a nessuno, niente che non vada. Per quale ragione, dicevo, può essere utilizzabile anche per altri scopi? Perché appunto si presta all'impregnazione. Molti amano per esempio i cristalli e usano e conoscono, hanno approfondito la cristalloterapia, dunque sanno che al di là del fatto che abbiano dei loro valori intrinseci che possano con le loro vibrazioni e in base all'appartenenza a una determinata tipologia o classe di cristalli intervengono anche su determinate aree o fisiche o psichiche o comunque anche
per supportarci in certe fasi, in certi momenti, anche durante la meditazione per esempio, ma anche proprio solo per aiutarci magari ad avere quella spinta in più che ci manca per questioni caratteriali e così via. Ecco, non hanno però solo questo aspetto, come stavo dicendo, perché oltre a tutto questo si sa che i cristalli sono programmabili, anche le pietre grigie, quelle che non guarda nessuno, anche loro sono utilissime e sono un dono prezioso di Dio. Per quale ragione sono così importanti? È perché raffigurano l'elemento terra. Come possiamo usarlo dunque? Abbiamo visto l'impregnazione, abbiamo visto un accenno di programmazione, cioè già vi ho detto che appunto al pari dei cristalli anche le pietre, anche i sassi possono essere programmati. E a qui ci viene incontro anche la conoscenza occulta legata appunto all'elemento acqua. Ho detto infatti che se il sasso viene individuato e raccolto in prossimità di corsi d'acqua, laghi o magari da una spiaggia in cui il sasso è stato a contatto con l'acqua di mare, ecco che abbiamo anche un influsso dell'elemento acqua, che è importante se vogliamo lavorare sui sentimenti e sulla sfera emotiva. Dunque, se vogliamo un talismano propiziatorio per l'amore, sarà bene appunto o utile avere questa spinta in più. Dunque, procurarci un sasso, scegliendolo fra quelli che troveremo sul nostro cammino e quello che insomma ci ispirerà di più, che ci richiamerà per colore, forma, insomma, per quello che in quel momento ci richiamerà. Probabilmente se già usciamo con l'intento di cercarne uno, troveremo quello più adatto. Mi raccomando, in tutto questo è importantissimo credere in quello che stiamo facendo, perché è la nostra fede ferma e precisa che imprime una forte volontà e un forte magnetismo al sasso. Ricordiamoci sempre che in magia tutto, ma tutto si basa e si fonda sulla forza della fede. Non significa necessariamente la fede in una divinità superiore, non stiamo parlando di questo in questo momento, ma la fede nell'atto che stiamo compiendo, cioè l'assoluta certezza e fiducia che quello che stiamo facendo ha veramente efficacia, sta funzionando. Dunque prenderemo un sasso e potremmo gestire la cosa in più modi. Un modo, per esempio, è scrivere il nostro nome, la nostra data, nome, cognome, data. Certo, è poco discreto perché se poi viene trovato, insomma. Però scriviamo il nostro nome, cognome, data, il nome, cognome e la data della persona che amiamo e che vorremmo avvicinare o comunque con la quale vorremmo legarci in modo duraturo. Ricordiamoci che un sasso raffigura l'elemento terra è strettamente connesso a valori saturnini, alla durata, alla concretezza e la realizzazione su questo piano materiale. Dunque stiamo dando un senso in più alla cosa scrivendo su un sasso. Non solo, potremmo mettere anche un intento. Se per esempio è un qualcosa che noi vogliamo avvicinare a noi, che noi vogliamo concretizzare, allora io vi suggerisco poi questo sasso di andarlo a seppellire da qualche parte. Ma attenzione, ci saranno dei passaggi prima. Nel caso invece in cui vogliamo allontanare qualcuno da noi o rimuovere un dolore o lavorare su una sfera emotiva di sofferenza, affideremo poi il sasso all'acqua. E questo perché l'acqua lavora a livello simbolico occulto sul mondo delle emozioni e quindi è affidata all'elemento migliore. Ma veniamo al procedimento, dal momento in cui raccogliamo al momento in cui poi ci disfiamo del sasso. Useremo questo sasso portandolo sempre con noi e almeno 2 o 3 volte al giorno, ma anche più volte al giorno, prenderemo tra le mani il sasso, conservando nella mente ferma la nostra volontà di ottenere una certa cosa. Dunque immagineremo con tutte le forze
una situazione, proprio dovremmo riuscire a immaginarla in modo chiaro. Ma questo non vale solo per i sentimenti, attenzione, qualsiasi cosa noi vogliamo concretizzare, noi potremmo, usando questo sasso, darci un sostegno, un supporto. Dunque, nel caso in cui invece volessimo appunto lavorare sulla realizzazione di un obiettivo anche di natura economico o lavorativo, sempre metteremo molto brevemente una parola chiave sul sasso, ma il sasso andrà caricato per tanti giorni. Tanti giorni lo porteremo in tasca con noi, tireremo questo sasso fuori dalla tasca più volte durante la giornata, visualizzando sempre la stessa cosa. Mi raccomando, sempre fermi, non aggiungiamo dettagli, dobbiamo avere già le idee chiare prima di cominciare, così da non dare segnali contrastanti, perché noi dobbiamo lavorare di accumulo e il magnetismo si accumula nella stessa misura quando l'informazione mandata è sempre la stessa, altrimenti si comincia a perdere un po' di colpi o comunque a disperdere, cosa che non ci serve per il nostro obiettivo. Dunque mi raccomando, la stessa frase, la stessa immagine, carichiamo, carichiamo, carichiamo. Questo almeno 7 giorni. 7 giorni e tutte le notti metteremo il sasso sotto il cuscino. Se riusciremo ad addormentarci con quel pensiero nella testa, con quell'immagine nella testa, ancora di più sarà efficace il nostro passaggio. Bene, la prima modalità, come ho detto, se lavoriamo sui sentimenti, è lasciare poi il sasso in un corso d'acqua o restituirlo al mare da cui l'abbiamo sottratto e così via. Se invece vogliamo concretizzare qualcosa a livello economico, andremo poi a scavare una piccola buca ai piedi di un albero, interreremo il nostro sasso e non penseremo assolutamente più al nostro desiderio, ma lasceremo che germogli al pari di qualsiasi altro seme e vedrete che otterrete un bel risultato. Ci sono moltissime altre cose che si possono aggiungere sui sassi, per esempio, una molto velocemente, oltre a questa metodologia che già vi ho spiegato, si può anche decidere di conservarlo il sasso, di tenerlo sempre con noi e di utilizzarlo appunto più volte per aiutarci nella programmazione, perché comunque è ricettivo non solo a un programma specifico, ma anche proprio a diventare un talismano per ogni desiderio. Certo, come ho detto, è importantissimo avere fede, credere in questa cosa. Oppure si possono estrapolare i numeri busbi per una situazione specifica, scriverli sul sasso e anche lì andare a interrarlo. Insomma, le variabili sono tantissime, ma se già farete quella che vi ho detto o quelle che vi ho suggerito, avrete grandissimi risultati, perché si vanno a combinare gli elementi, si vanno a combinare la programmazione del subconscio, si va a combinare la forza di volontà, dunque immaginate quante cose occultamente andiamo a smuovere con questo semplicissimo, economicissimo metodo. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al mio canale, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, a raggiungerci sui nostri gruppi o chiederci l'amicizia anche su Facebook, dove appunto abbiamo dei profili, cercarci insomma un po' ovunque ci siamo, ci trovate. Vi invito comunque a visitare sempre il nostro sito www.ilcapitano.altervista.org e andate a cercare nelle varie sezioni, ci sono moltissimi PDF completamente gratuiti che potrete scaricare e stampare e utilizzare per il vostro benessere e per la vostra crescita personale. Penso di avervi detto tutto, mi raccomando, ci vediamo ogni martedì e ogni venerdì tra le 20:30 e le 21 per le dirette. Io vi abbraccio e ci vediamo presto con una prossima condivisione. Un caro saluto dalla vostra Hildegarda.